Sono Mauro Asquini, medico psichiatra e attualmente direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Aravasta della provincia di Udine. Una presentazione anche breve del Dipartimento di Salute Mentale non può prescindere da una nota storica, da quella che è stata una vera e propria rivoluzione in psichiatria negli ultimi decenni, iniziata da Franco Basaglia e dalla sua equipe a Trieste e culminata con la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Trieste e con la conseguente fine dell'epoca dei manicomi in Italia sancita dalla legge 180 del 1978. Dal 13 maggio 1978 inizia un'epoca nuova in Italia, appunto, che è quella dei servizi territoriali della cura del disturbo mentale nella comunità attraverso servizi di prossimità. Laddove c'erano reparti chiusi nel chiuso dei manicomi e lì dentro donne e uomini privati della propria libertà, ora in tutta Italia dovrebbero esserci servizi di comunità aperti sulle 24 ore, strutture residenziali, organizzazioni per l'inserimento lavorativo. Laddove c'era l'interdizione e l'abolizione di tutti i diritti civili al momento del ricovero in manicomio, oggi cura e riabilitazione devono avvenire nel pieno rispetto dei diritti civili delle persone come sancito appunto dalla legge. Nella nostra regione, all'indomani della legge 180, fu preso un indirizzo ben preciso. I servizi dovevano orientarsi non solo all'esclusiva cura della malattia, ma anche prendersi in carico il destino sociale, la prognosi sociale delle persone con disabilità. E quindi da questo importante principio ne è conseguita l'organizzazione di una rete di servizi a bassa soglia, non nel senso banale della facile accessibilità, ma servizi anche capaci di andare incontro alla domanda non espressa o ancora non organizzata in un disturbo psichiatrico vero e proprio. Servizi aperti sulle 24 ore che abbiamo voluto chiamare centri di salute mentale, con strutture residenziali a diverso gradiente di assistenza e con la collaborazione delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo. Nel Dipartimento di Salute Mentale di Area Vasta Udinese i centri di salute mentale sono 10, le strutture residenziali sono circa una trentina, variamente dislocate, e abbiamo un unico servizio ospedaliero di diagnosi e cura che si trova nell'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine. Le strutture, i servizi di salute mentale dell'area dell'azienda 3, quindi dell'Alto Friuli, sono a Gemona, abbiamo un centro di salute mentale aperto sulle 24 ore che si trova in via Santa Lucia, una struttura residenziale assistita sulle 24 ore in località Campolessi e un appartamento ad Osoppo per persone con buoni livelli di autonomia. A Tolmezzo il centro di salute mentale aperto sulle 24 ore è in via Bonanni, una struttura residenziale assistita sulle 24 ore ad Arta e un appartamento per persone con buoni livelli di autonomia in Tolmezzo. Il Dipartimento di Salute Mentale segue un'utenza adulta, quindi dall'età di 18 anni in poi, e negli ultimi anni l'incidenza e la prevalenza sono in aumento anche per le ripercussioni della crisi economica, per le perdite di lavoro e le sofferenze conseguenti a questi gravi stati di disagio. Un'ultima considerazione fondamentale nel buon esito delle terapie in salute mentale riguarda però il persistere di gravi pregiudizi che ancora insistono
sulla malattia mentale. Il pensiero comune fa difficoltà a staccarsi da alcuni pregiudizi come l'inattendibilità, come la pericolosità, come l'irresponsabilità e l'inguaribilità di queste malattie. Tutte cose nei fatti dimostrate come non vere, ma che continuano a pesare come dei macigni nei percorsi di ripresa delle persone che soffrono e degli operatori che lavorano per aiutarle nei loro percorsi di guarigione. Su questo l'impegno di tutti noi operatori della salute mentale e la disponibilità a spiegare qual è la nuova visione della salute mentale deve essere continua e sollecita.